L'Unia all'Odonare e all'Amare celebra il principio di condivisione e di unione. Questa è un'attività, come vedrete a breve, con ben 35 paesi ospiti, unisce Fonni a tutte le altre comunità della Sardegna, proprio per ribadire il principio di condivisione e di unione. Ero convinta di aver la telecamera accesa. Vicino. Perché anche era libero lì. Dai, la fa. Prendo fermi qui. Alla
voi dove conoscete? Dammelo al è bello. È molto difficile non emozionarsi di fronte a tanta bellezza. Iniziamo a ringraziare tutti i comuni che hanno collaborato e che hanno deciso di presenziare e di partecipare al Presepe Vivente. Benetutti, Budusò, Desulo, Dorgali, Gavoi, Gonnesa, Iglesias, Ittiri, Mamoiada, Maracalagonis, Nuoro, Oliena, Orgosolo, Oristano, Osilo, Ovodda, Portoscuso, Posada, Quartu, San Massi, San Mugheo, San Vitto, San Luri, Sennori, Settimo, Siniscola, Sinnai, Sorgono, Talana, Tempio, Teulada, Tonara, Tortolì, Usini, Villassor e Fogni. Oggi rappresentiamo una grande comunità.
Ringraziamo l'Associazione Culturale di Villa Puzzu, Somos Insule Sardinia, le Launetas di Tortenia, gli organettisti fornesi Cristian Mattu e Mattia Mattu, il coro Voice de Onne, a breve avremo il piacere di ascoltare anche 2 brani del coro Prendas de Armonia dirette dal maestro Claudio Deledda. Insieme al coro Voice de Onne ringraziamo anche il maestro Sandro Pisano. Si prepara il coro Prendas de Armonia. Prometti di fare bella, di far fare bella figura. Vedi, è una zia che sa fare questi piani. Non lo prendo. Fai andare il salino a condividere un sacco.
Crollata adesso. Gli altri li dobbiamo Sì, no, non c'è, solo bellezza, la bellezza pura, non c'è niente da fare. Colpo d'occhio. Grazie al coro Prendas de Armonia diretto dal maestro Claudio Deledda. Questi sono i remagi del Di che provincia sono? I remagi abbiamo messo Orgonsolo, San Ludi, e lì l'altro dove Serrenti, andiamo mettiamo uno vicino e poi altri due da lontano, uno di ogni provincia, che portano la luce, l'olivo, la pace e le palme, i doni simbolici. Ti è piaciuto? Bellissimo. Molto bello. Simbolicamente alcuni paesi partecipanti si fanno portavoce dei Re Magi, offrendo dei doni che rappresentano i valori fondamentali per la comunità. Alluri porta in dono il pane, che simboleggia l'importanza del lavoro, la dignità, l'impegno e il frutto delle mani dell'uomo. Il nostro panettiere. Teulada porta in dono delle candele, un cero che simboleggia la speranza, l'attesa fiduciosa per un futuro migliore. Orgosolo porta in dono un ramo d'olivo, simboleggia la pace, l'armonia, la riconciliazione e la serenità tra i popoli. Paolo che c'era un drenaggio di Serrenti. Uno di Serrenti? No, di Serrenti. A nome dell'Associazione Proloco e del Gruppo Cortes desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine. Questa vibrante realizzazione del presepe vivente è merito di tutti voi e un ringraziamento speciale
va a tutte le comparse per aver dato vita e anima a tutto questo. Ai nostri bambini e alle nostre bambine va un ringraziamento particolare. La loro presenza e la loro vitalità hanno reso questo splendido corteo un'esperienza veramente emozionante. Ai meno giovani e a tutti i collaboratori per l'impegno, la dedizione e la preziosa collaborazione con cui hanno sostenuto questa iniziativa. Ai volontari che hanno dato vita al presepe statico con la rappresentazione dei mestieri tipici della comunità fornese e non solo. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno contribuito a rendere l'evento un momento di autentica unione e condivisione. A tutti i visitatori, grazie di cuore per aver scelto di essere a Fonni. A tutti i rappresentanti dei comuni presenti per aver portato lo spirito della Sardegna. Ai musicisti, ai cori, a tutti i partecipanti, dalle giovani generazioni e meno giovani. La vostra presenza è la vera magia. E vi auguriamo di cuore che l'armonia e la serenità che si percepisce oggi in questa piazza possano estendersi a tutte le vostre comunità. Questo è un evento che richiede grandi sforzi, è stato fatto con passione, con volontà e con tanto amore per il nostro Paese. Queste sono le iniziative comunitarie che vorremmo portare avanti. Ringraziamo di cuore l'amministrazione comunale, la parrocchia di San Giovanni Battista, la parrocchia Santa Maria dei Martiri, il nostro parroco Don Luciano, tutte le associazioni di volontariato, gli artigiani, i commercianti e tutta la comunità fornese. La prima scintilla di interesse nasce proprio dal cuore del nostro Paese ed è per questo che noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dimostrato. Grazie di cuore a tutti, a te lo sanno Smendius.
Grazie.